Attentato terroristico in Mozambico, nell'assalto muore una suora di Vittorio Veneto, salvi per miracolo i 2 missionari pordenonesi. Si tratta di Don Loris Vignandel, già parroco di Chionse, e Don Lorenzo Barro. Inaugurato a Pontebba un nuovo impianto di distribuzione del carburante che ha richiesto un investimento di 1.900.000 euro, sarà il primo in Italia a erogare idrogeno. Il governo vara il piano di contenimento di luce e gas, riscaldamenti accesi un'ora in meno al giorno, una media di 19 gradi nelle abitazioni, risparmi di meno di 200 euro secondo le associazioni dei consumatori. Al via domani Friuli Doc, la rassegna dedicata per 4 giorni all'enogastronomia, domani inizio alle 17:30, spazio anche alla scienza con la presenza sul palco del ricercatore friulano di fama internazionale Mauro Ferrari. È un udinese tutto all'attacco, solo Napoli, Inter e Roma hanno segnato di più dei bianconeri nel 2022, la squadra di Sottili inoltre è già andata a segno con ben 7 giocatori diversi. Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Avete sentito quindi dai titoli l'attacco terroristico che ha sconvolto il Mozambico e soprattutto il centro missionario, in cui c'erano anche 2 pordenonesi, Don Loris Vignandel e Don Lorenzo Barro, che sono rimasti coinvolti ma sono salvi per miracoli. Muore invece una suora della diocesi di Vittorio Veneto. I 2 preti scrivono sulla chat Telegram: qui sparano, ci vediamo in paradiso. Il primo servizio della giornata. Sono salvi per miracolo, ma i 2 preti pordenonesi scampati all'attentato della scorsa notte, Don Lorenzo Barro e Don Loris Vignandel, se la son vista davvero brutta. Hanno temuto di morire, come si legge nel messaggio che padre Loris ha inviato in chat Telegram. Stanno incendiando la casa, se non vi risento approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze e per dirvi che vi ho voluto bene. E ancora, ho perdonato chi eventualmente mi ucciderà, fatelo pure voi. Frasi scritte mentre un comando terrorista martedì sera stava assaltando nel nord del Mozambico una missione diocesana nella città di Chipene. In quello stesso attacco è morta invece Suor Maria De Coppi del 1939, originaria di Santa Lucia di Piave, prestava il suo servizio in Mozambico dal 1963. A mezzanotte gli ultimi messaggi dove ci scrivevano, Don Loris ci scriveva: ci vediamo in paradiso, probabilmente non arriveremo a domani perché stanno entrando qui. Poi è successo che loro in effetti sono entrati nella missione, hanno distrutto tutto quello che trovavano, la chiesa, hanno incendiato la chiesa, hanno incendiato le opere parrocchiali, hanno incendiato l'oratorio, tutto quello che c'era, ma non sono entrati nelle 2 camere dove i missionari, le loro 2 camere, dove erano lì in attesa che quella porta si spalancasse da un momento all'altro, che venissero uccisi come gli altri. Quella porta non si è mai aperta, il gruppo ha ignorato quelle camere credendo forse, non lo so, che insomma la mano divina li ha guidati altrove, quindi hanno rubato tutto, hanno bruciato tutto, ma non hanno toccato quelle 2 camere. E quando stamattina i missionari hanno capito che i ribelli se ne erano andati, sono usciti e sono andati subito a trovare il corpo di Suor Maria, che invece era stata uccisa la sera prima, e si sono messi in fuga con la salma, con le suore, con chi è rimasto in vita, e sono partiti tutti verso altre zone. Sono ancora in viaggio ma fuori pericolo. Un mese e mezzo fa il vescovo di Concordia Pordenone, Giuseppe Pellegrini, era stato in Mozambico a fare visita alle 2 missionari. Già si respirava aria di crisi, ha affermato. Quando uomini e donne partono per una missione, ha aggiunto, sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro. Sentiamo. Quando sono partiti sia preti che suore già mettevano in conto che vivere in un certo contesto, in certe situazioni, c'è anche il rischio della morte. Questo già lo mettono in conto, ma questo tutti i missionari lo sanno e lo fanno. Perché? Perché c'è una instabilità sociale, politica, poi c'è questo terrorismo che continua in tantissime parti, e la loro testimonianza invece è stata quella di essere lì e stare con la gente. Io sono stato a visitarli un mese e mezzo fa, proprio lì nella nostra missione, e già si sentiva che c'era aria di crisi, aria di tensione. Però ecco, loro sono stati lì insieme con la loro gente e poi sono scappati via dopo che era finito tutto quanto, dopo che hanno visto quello che era successo.
ormai tutta la gente era già fuggita e anche loro poi a piedi, perché hanno bruciato perfino le 2 jeep a piedi, sono andati a cercare qualche altro posto un po' più sereno. Torneranno in Italia? Probabilmente venire a fare un salto in casa, a casa, tirare un po' il fiato, credo di sì, me lo spero, insomma, però poi vediamo come andranno le cose. Selvaggi senza un briciolo di umanità, solo questo si può dire di chi spera una suora di 83 anni impegnata a portare aiuto ai più bisognosi. Ad affermarlo è la Presidente del gruppo del PD alla Camera, Deborah Serracchiani. Ci sono altre ovviamente reazioni dal mondo della politica, tra questo la reazione anche del commento da parte di Luca Sutto, deputato friulano del Movimento 5 Stelle, che dice: grande sollievo per la notizia dei nostri sacerdoti scampati all'attentato nella scorsa notte, esprimo cordoglio e rabbia per l'inaudita barbarie che ha colpito la missione comboniana di cui faceva parte Suor Maria De Coppi. Grande ammirazione per il coraggio e la dedizione dimostrata in questi 60 anni, ma al tempo stesso anche rabbia per l'ennesimo dramma che va ad abbattersi sulla Chiesa, viene espressa dal Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. E la Regione ha approvato, voltiamo pagina, il regime quadro Friuli Venezia Giulia, una sorta di ombrello in aiuti per le aziende in questo momento in crisi a causa della guerra in Ucraina e soprattutto per l'aumento di energia e gas, gli aiuti che saranno fino a 500.000 euro per impresa. Il provvedimento ha anche ottenuto il via libera da parte della Commissione europea il 22 agosto ed è stato anche il primo e unico regime regionale in Italia approvato dall'Unione Europea a tal riguardo. Oggi i costi energetici sono diventati insopportabili e rischiamo la desertificazione del mercato produttivo italiano ed europeo. Lo ha detto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga oggi a Pontebba, indicando come strategia la differenziazione dell'approvvigionamento. Sentiamolo. Dobbiamo fare questo, cioè differenziare, perché oggi stiamo vedendo i costi dell'energia sono assolutamente insopportabili e rischiano la desertificazione del nostro mercato produttivo italiano ed europeo. E quindi oggi le istituzioni devono pensare non soltanto ad affrontare questa emergenza, che ovviamente c'è, quindi sono convinto che servano risorse pubbliche per andare a tamponare gli aumenti sconsiderati, ma bisogna anche lavorare in prospettiva per guardare quello che avverrà da qui ai prossimi anni e dare delle alternative per non trovarci in un'emergenza perenne. Differenziare l'approvvigionamento energetico per essere competitivi e non dover dipendere da un unico fornitore. Questa è la linea indicata dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto a Pontebba all'inaugurazione all'autoporto di San Leopoldo di un moderno e innovativo impianto di distribuzione carburanti. Sarà il primo in Italia dal 2023 ad erogare idrogeno, un investimento in linea con le strategie della Regione, ha detto Fedriga. La cosa importante è proprio la prospettiva, ovvero l'alimentazione della mobilità attraverso l'idrogeno. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia ci abbiamo creduto molto, non soltanto sulla mobilità, ma penso anche sull'industria pesante, l'utilizzo dell'idrogeno. Penso al fatto che il Governo nazionale ci ha assegnato l'onore e l'onere di essere regione bandiera per quanto riguarda i progetti dell'idrogeno. Penso al protocollo internazionale, unici in Europa ad averlo firmato insieme ad altri 2 stati, Slovenia e Croazia, per diventare valle dell'idrogeno europea. Quindi anche questa iniziativa va proprio in quella direzione, cioè favorire l'utilizzo dell'idrogeno per andare verso una differenziazione delle fonti energetiche, che è fondamentale, soprattutto anche visto il momento drammatico che stiamo vivendo a livello internazionale, le tensioni che c'è sull'approvvigionamento di materie prime legate all'energia. È un investimento che va proprio nelle linee anche europee, sulle grandi direttrici e i grandi corridoi. Il nuovo impianto di Pontebba, di cui stavamo parlando, ha richiesto un investimento complessivo di 1.900.000 euro, è stato realizzato dalla società altoatesina Autoplose Sadobre, che intende realizzare ulteriori investimenti in un'area che definisce strategica. Vediamo. Il nuovo impianto di distribuzione carburanti inaugurato all'autoporto San Leopoldo di Pontebba sarà il primo in Italia ad erogare idrogeno, che nei prossimi 10 anni si stima verrà utilizzato dal 30% degli automezzi. L'opera è stata realizzata dalla società altoatesina Autoplose Sadobre nell'ambito di un investimento complessivo di 1.900.000 euro, con il quale, oltre alla realizzazione di un impianto carburante per gasolio e benzina e soprattutto di metano gassoso e liquido, idrocarburo del futuro,
è stato anche riqualificato il fabbricato già esistente, dotandolo di locali per la somministrazione di cibi e bevande e di stanze per il riposo settimanale degli autotrasportatori. Questo è un investimento che ha fatto la società Autoplose dopo un bando emanato da Autovie, che è la proprietaria di quest'area autoportuale. Diciamo che l'obiettivo che ci eravamo prefissi assieme alla Regione è proprio quello del rilancio di quest'area che insomma, aveva risentito di tutte le problematiche legate al calo del lavoro di sdoganamento con l'entrata, no, dell'Austria nel mercato europeo. E l'obiettivo che ci siamo dati era proprio quello di cercare di rilanciare questa struttura con un distributore che dà la possibilità di rifornimento di prodotti petroliferi classici più di gas refrigerato LGN, che è un gas per trazione pesante, ma l'obiettivo che si è data la società è quella per il prossimo anno di aprire anche un distributore a idrogeno. Abbiamo detto è ora di investire qua perché è strategico per la via della seta. Noi oggi vendiamo i prodotti petroliferi tradizionali, ma noi venderemo l'idrogeno qui, perché questo è il futuro e i camion in futuro andranno tutti a idrogeno. Io credo che potremo fare delle belle cose qua, sia per la comunità della valle, ma in modo particolare per il Friuli. Proseguiamo parlando delle aziende cartarie che rischiano lo stop agli impianti entro poco tempo. Il rincaro infatti dei costi di gas e energia creano enormi difficoltà a questo tipo di imprese. Vediamo. Il 30% delle imprese del cartario sta ipotizzando di interrompere l'attività per gli elevatissimi costi di gas ed energia, ma anche per l'incertezza di poter contare su adeguate forniture degli stessi, date le difficoltà a stipulare nuovi contratti. Alcuni impianti sono già fermi per insostenibilità dei costi. Il deciso recupero di questi ultimi mesi dell'industria cartaria e grafica in provincia di Udine sembra essere solo un lontano ricordo. Ad evidenziarlo è Maria Teresa Tonutti, amministratore delegato della Tonutti Tecnica e Grafiche SPA di Fagagna, nuovo capogruppo del gruppo Cartarie, Poligrafiche ed Editoriali di Confindustria Udine. In un momento storico estremamente critico, afferma Tonutti, precisando di accettare l'incarico con onore e spirito costruttivo, credo che gli imprenditori siano necessariamente chiamati a fare rete per rispondere sinergicamente alle sfide economiche imposte dal mercato. Le prospettive del settore cartario, spiega, appaiono in deciso deterioramento a seguito delle enormi difficoltà delle cartiere a far fronte ai sempre nuovi record raggiunti dai costi di trasporti, materie prime fibrose, energia e gas. Quest'ultimo, precisa, ha toccato picchi di oltre 300 euro al megawattora. I prezzi dell'energia hanno invece superato i 700 euro per megawattora. A penalizzare le cartiere anche l'andamento del cambio euro-dollaro. Secondo l'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine, il comparto aveva segnato nel 2021 un rimbalzo dei volumi produttivi del 12,5% rispetto al 2020, del fatturato del più 8,8% e delle esportazioni del più 17,3%. Anche nel primo semestre 2022 si era registrato un ulteriore aumento produttivo dell'1,5%. Ora diventa tutto, appunto, un lontano ricordo. Il caro energia pesa sempre di più sulle tasche dei friulani. Il governo vara un piano per razionalizzare i costi, ma non soddisfa questo le associazioni dei consumatori. Si stima infatti 180 euro di risparmi a famiglia all'anno a fronte di bollette che arriveranno oltre i 1.000 euro. Sentiamo. Ridurre subito i consumi di gas in Italia per arginare i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi provenienti dalla Russia. Questo è l'obiettivo del Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale del Ministero della Transizione Ecologica. Tra le misure previste c'è la riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, cioè 17 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. Riscaldamenti che rimarranno accesi per 1 ora in meno al giorno, con il periodo di accensione che verrà ridotto di 2 settimane. Ma questi accorgimenti non soddisfano le associazioni dei consumatori, che parlano di risparmi risicati. Tutto il sistema produttivo è colpito da questi grandissimi incrementi e se noi parliamo di una bolletta che da 90 euro oggi potrebbe arrivare al mese a 400 euro,
per quanto riguarda un'attività produttiva parliamo veramente di migliaia di euro. Certo. Quindi queste misure che ci sono state presentate anche ieri, sì, sembrano molto delle misure tampone, anche delle raccomandazioni alle famiglie di risparmiare, ma che alla fine portano a un risparmio di 180 euro in un anno nella bolletta. Che cos'è 180 euro se stiamo parlando di 5.700 euro di costo per gas e energia elettrica in un anno? Nessun passo indietro, parliamo di occupazione, il gruppo Wärtsilä al tavolo ministeriale di oggi ha annunciato la volontà di proseguire con i licenziamenti negli stabilimenti di San Dorligo della Valle. Noi proseguiamo per la nostra strada. Nonostante le pressioni e un fronte compatto tra sindacati, Confindustria e politica, il gruppo finlandese Wärtsilä ha annunciato l'intenzione di procedere con il piano di dismissione dello stabilimento di San Dorligo della Valle, che passa per il licenziamento di 450 persone sulle oltre 900 impegnate, e a rischio ci sono altre 400 persone dell'indotto. Oggi al Mise i ministri dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del lavoro Andrea Orlando hanno incontrato i vertici del gruppo insieme ai sindacati. Il gruppo ha comunque confermato che il 12 settembre verrà inviato un piano di mitigazione degli effetti occupazionali in cui la reindustrializzazione sarà centrale, ma nessun passo indietro sulla dismissione di parte dell'impianto. I due ministri hanno fatto capire che un atteggiamento simile non può essere tollerato e per questo l'attuale governo e anche il prossimo, indipendentemente da chi vincerà le elezioni, non consentirà margini di trattativa. Il gruppo Wärtsilä durante il vertice ha avuto anche un incontro riservato solo tra i capi finlandesi e al termine ha confermato la volontà di non arretrare sulle posizioni già espresse. Dalla presentazione del piano ci sarà poi un mese di discussione e verosimilmente un anno di cassa integrazione dei lavoratori, questo sempre che il 14 settembre il Tribunale non accolga il ricorso dei sindacati per comportamento antisindacale. Tutto questo azzererebbe la procedura attualmente in corso. Non ci aspettavamo un irrigidimento simile di Wärtsilä, spiega Alessandro Gavagnin della FIM-CISL, nonostante sia stata avanzata la proposta di una sospensiva per avviare una discussione seria anche sulla cessione dello stabilimento. La rigidità del gruppo non aiuta il proseguo del percorso, prosegue il sindacalista, e ci auguriamo che i ministri facciano il loro ruolo fino alla fine, portando il problema anche a livello europeo per impedire casi simili di delocalizzazione dentro e fuori dall'Unione Europea. La cronaca: hanno divelto la recinzione dopo aver forzato un infisso, sono entrati all'interno dell'azienda, colpo da 20.000 euro alla Burello di Pavia di Udine, rubate 8 barre d'argento per un valore appunto che supera i 20.000 euro. Servizio. Colpo da 20.000 euro all'azienda Burello di Via del Lavoro nella zona industriale di Pavia di Udine. Ignoti, dopo aver rotto la rete di recinzione e forzato un infisso, sono riusciti ad entrare all'interno e quasi indisturbati hanno messo a segno un colpo che, secondo le prime stime fatte dal titolare, supera i 20.000 euro. I malviventi, che probabilmente sono andati a colpo sicuro, sono riusciti a prelevare 8 barre d'argento del peso complessivo di 28 kg. Poi, senza dare nell'occhio, sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sul colpo messo a segno alla Burello, azienda specializzata nei trattamenti galvanici per conto terzi, indagano i carabinieri. I militari della compagnia di Palmanova dispongono dei filmati del sistema di videosorveglianza, dai quali potrebbero emergere elementi utili ai fini dell'indagine in corso. Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 352 tra Aquileia e Belvedere di Grado, all'altezza del ristorante Due Leoni, per causa al vaglio dei carabinieri della compagnia di Palmanova, un SUV della Hyundai all'interno del quale c'erano due donne di 34 anni, entrambe residenti a Cividale, si è schiantato contro un platano probabilmente dopo un sorpasso. Nella dinamica sono rimasti coinvolti anche un furgone e una Citroen C3, ferita lievemente la conducente della Hyundai, trasportata all'ospedale di Palmanova. È in condizioni gravi invece la passeggera, che è stata teletrasportata all'ospedale Cattinara di Trieste. Evade dai domiciliari dopo che il PM ha chiesto al giudice per lui una condanna di 11 anni e 8 mesi di reclusione oltre una multa di 52.000 euro. Un cittadino marocchino di 38 anni, che ha già riportato diverse condanne definitive per reati di spaccio di stupefacenti, nonché ricettazione e assistenza pubblica ufficiale, era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione a Treviso. Il 16 settembre dello scorso anno, prima che fuggisse in Spagna, l'uomo era stato arrestato dalla polizia di Pordenone sempre per spaccio. Lunedì il 38enne aveva ottenuto dal GIP l'autorizzazione a comparire in aula per l'udienza e per questo il suo braccialetto elettronico era stato disattivato. È stata la moglie a denunciare il mancato rientro a casa del marito. Aveva truffato sconosciuti e chiunque gli avesse dato un minimo di fiducia e confidenza, sottoscrivendo onerosi contratti telefonici
a nome delle ignare vittime. Un pordenonese di 45 anni ritenuto colpevole di aver messo in atto tra il 2009 e il 2015 reati fiscali, tra i quali riciclaggio, falsa e sostituzione di persona, è stato arrestato dopo anni di latitanza. Il modus operandi del friulano era sempre il medesimo: individuate le prede, si appropriava in maniera fraudolenta dei loro documenti di identità, utilizzandoli per sottoscrivere abbonamenti con le compagnie telefoniche. La squadra mobile della questura di Pordenone lo ha però rintracciato in Germania e nei giorni scorsi è riuscita a far estradare l'uomo in Italia, dove sconterà una pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione nel carcere di Milano. Il commissariato di polizia di Lignano ha chiuso la stagione estiva con un bilancio soddisfacente: 450 gli interventi effettuati dalle volanti, 2 le persone arrestate e 16 quelle denunciate. 3 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune emesse dal questore di Udine. Tempo di bilanci per l'ufficio della Polizia di Stato di Lignano. Per 48 giorni, 24 ore su 24, gli agenti hanno vigilato sulla località turistica per permettere ai villeggianti di poter trascorrere al meglio le loro vacanze, ma anche per assicurare agli operatori turistici un'attività serena. Nell'ambito dell'attività sono state identificate 1.592 persone, controllati 508 veicoli, mentre 450 sono stati gli interventi effettuati dalle volanti su richieste giunte alla sala operativa. 2 le persone arrestate: un cittadino italiano che si era reso responsabile unitamente ad un connazionale minorenne di un furto della cassa di una tabaccheria di Lignano Pineta, e un cittadino turco in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. L'uomo deve scontare 15 anni di reclusione per truffe commesse in Germania. 16 le persone denunciate, 2 le patenti ritirate, una per guida in stato di ebbrezza, l'altra perché falsa. 4 i minori rintracciati ed affidati poi ai genitori. 3 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune emessi dal questore di Udine. Cordoglio a Udine per la scomparsa del luogotenente dei Carabinieri Gianfranco Toffanetti. Aveva 54 anni ed è morto nella caserma di Viale Trieste dopo essere stato colpito da un malore. Inutili tentativi di rianimarlo. Toffanetti aveva prestato anche servizio in precedenza nelle compagnie di Gorizia e Palmanova. La Regione ha intenzione di continuare a investire nell'ospedale di Palmanova, ad affermarlo il vicegovernatore Riccardi, che oggi ha annunciato interventi per oltre 15 milioni di euro nelle strutture sanitarie di Cervignano e appunto di Palmanova. La Regione investirà 15.600.000 euro nella sanità dell'ambito dell'Agro Aquileiese, in particolare a Palmanova e a Cervignano. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, che oggi ha incontrato nell'ospedale Palmarino i sindaci dei comuni interessati. Gli investimenti fanno parte del piano complessivo da 750 milioni di euro stanziati per la sanità regionale nel corso della legislatura. Gli interventi sono previsti con fondi dello Stato, fondi del PNRR, ma soprattutto fondi della Regione. Quindi investiremo complessivamente nell'area circa 15 milioni di euro che andranno alla struttura della Casa della Comunità a Cervignano del Friuli e alla Casa della Comunità a Palmanova. Noi intendiamo continuare a investire nell'ospedale di Palmanova, specializzando le attività che devono essere svolte. Nell'occasione Riccardi ha confermato che sta procedendo alla realizzazione di quanto stabilito nel 2019 per l'ospedale di Palmanova. L'attività di chirurgia della mano, l'attività ortopedica, l'attività oculistica, sono tutte attività che sicuramente avremmo voluto avviare prima. Vediamo anche come l'università sia presente in quella struttura e garantirà questo disegno di risposta. Il Comune di Udine reintroduce il Mobility Manager, tra i suoi compiti analizzare la mobilità cittadina e proporre soluzioni per renderla più sostenibile. In comune a Udine torna il Mobility Manager. Introdotto una ventina di anni fa, la figura deputata ad analizzare la mobilità cittadina e a proporre soluzioni per renderla più sostenibile era stata tagliata. Nei giorni scorsi, come prevede la normativa, è stata reintrodotta dalla giunta di Palazzo d'Aronco. Questa figura ha il compito di supportare gli uffici nella stesura di un piano che riguarda sia i dipendenti, quindi lo spostamento casa-lavoro, ma anche gli studenti e tutta la mobilità generale. Non dimentichiamoci che abbiamo la presenza dell'università, abbiamo la presenza di istituti che gravitano a livello
provinciale, quindi era necessario ed è necessario che questi interventi vengano supportati da persone qualificate. Tra i compiti del Mobility Manager anche quello di rendere coerenti gli interventi già effettuati e quelli da realizzare. La mobilità lenta è stata già recepita col Biciplan che abbiamo recentemente approvato, il trasporto pubblico locale sui quali stiamo studiando una serie di modifiche, ma soprattutto le attività, quindi dipendenti delle altre realtà che convergono su Udine. Al via domani la 28ª edizione di Friuli Doc, la festa che celebra Udine e il suo territorio. Il nuovo messaggio che quest'anno accompagna il tradizionale logo della manifestazione è: Udine ti invita a festeggiare il gusto di stare insieme. Cerimonia inaugurale in Piazza Libertà a partire alle 17:30, una cerimonia con numerose presenze istituzionali, non solo locali e regionali, ma provenienti anche dalla vicina Austria. Per il comune di Udine interverranno il vice sindaco Loris Michelini, l'assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz. Ci sarà il presidente della regione Massimiliano Federiga, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e l'assessore all'attività produttiva e al turismo Sergio Emidio Bini. Inaugurazione avrà come ospite lo scienziato udinese di fama internazionale Mauro Ferrari. Il legame con l'Austria sarà testimoniato dalla presenza dell'assessore al turismo di Graz e dal sindaco di Villacco. Ci saranno anche i primi cittadini di Trieste, Roberto Di Piazza, di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Una presenza speciale anche da parte dello sport con mister Andrea Sottile e Gerard Delofeu in rappresentanza dell'Udinese. Condurrà la cerimonia la giornalista Monica Bertarelli. Promoturismo intanto ha preparato una ventina di appuntamenti dedicati al buon cibo, al buon vino, tra show cooking, presentazione di libri, incontri con autori e chef. Sono due i luoghi del gusto: Piazza San Giacomo con un mercato, quello dedicato ai prodotti al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e Corte Morpurgo per parlare di enogastronomia e assaggiare le specialità del territorio nell'enoteca regionale. E a proposito, subito dopo il nostro telegiornale ci sarà l'approfondimento sportivo, si parlerà ovviamente di Udinese, un Udinese tutta all'attacco, infatti solo Napoli, Inter e Roma hanno già segnato più dei bianconeri nel 2022, la squadra di Sottili invece è andata a segno con ben 7 giocatori diversi e questo è un record, anche per questo l'Udinese si trova in una posizione così alta di classifica. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.